Benvenuti dietro le quinte, in questa puntata I due papi per la stagione del comune di Cerignola a cura del Teatro Pubblico Pugliese. Una commedia di straordinaria forza emotiva con protagonisti due grandi attori del nostro panorama, Giorgio Colangeli e Mariano Riggillo, per raccontare il complesso rapporto tra Ratzinger e Bergoglio appena prima delle dimissioni di Benedetto XVI e della successiva elezione di Francesco nel 2013. Completano la compagnia Anna Teresa Rossini nel ruolo di Suor Brigitta, la migliore amica di Papa Ratzinger, e Ira Fronten nel ruolo di Suor Sofia. Teatro Roma Cerignola con i protagonisti dei due papi per la stagione del Teatro Pubblico Pugliese. Spiegateci subito come avete lavorato sulla psicologia di questi personaggi. Ci siamo mossi sulla scia di una consapevole, diciamo così, interpretazione di due personaggi certamente noti al pubblico, ma noti nel procedere del loro divenire da cardinale a papa, eccetera, eccetera. E poi il povero Ratzinger ci è venuto a mancare durante. Vabbè. E poi ci siamo trovati stranamente che qualcuno per esempio ci dice: guarda, proprio me lo ricordi Ratzinger, proprio fai come Bergoglio, cosa che in realtà nessuno di noi si è posto il problema di somigliare, perché sennò si faceva una imitazione completamente lontana dal nostro modo di immaginare come si fa questo, come lo vogliamo chiamare? Mestiere. Mi piace meno, lavoro anche. Una volta Gassman disse no, è molto meglio che lavorare. Vabbè. Come si lavora in questo senso quando si racconta una storia vera? C'è una responsabilità in più per l'attore? Quando si fanno personaggi veri, sì, diciamo, si sente questo confronto, no? Però intanto è anche fonte di ispirazione, cioè documentarsi sulla verità del personaggio poi ti dà già degli elementi che se no non avresti e che ti farebbero brancolare ancora di più. Perché poi questo è un lavoro che secondo me è più a limiti e più viene fuori bene, perché e non solo questo, tante cose belle nascono proprio dai limiti, dal fatto che questo non si può, questo non si può, questo non si può, allora quello che si può viene fuori bene, viene fatto bene. Ecco, la nostra fortuna è che noi vediamo questi due personaggi così importanti, così famosi, in una situazione che non è stata mai vista, diciamo, in un privato del loro colloquio e della loro amicizia, che noi non conosciamo e che l'autore, devo dire, immagina in una maniera talmente plausibile, talmente verosimile, che ce la fa sembrare vera a noi per primi e poi di conseguenza anche al pubblico. Parliamo della regia, ci sono dei quadri ma anche si racconta attraverso la musica, la scelta delle musiche in momenti fondamentali. Sono momenti che sono musicalmente anche raccontati, ma non a teatro, sono raccontati anche nella vita normale al pubblico, diciamo così, e quindi si è preso anche questo aspetto. Però va detto una cosa che è vera e che ci ha aiutato molto, come ha detto Giorgio, è che è scritto molto bene, è un testo scritto molto bene, con una grande consapevolezza e anche con una grande intelligenza, cioè quello di dare al pubblico tutte le notizie in realtà che il pubblico già sa, però gliele diamo su un altro vassoio, diciamo così, e quelle che il pubblico non sa e che invece è venuto magari per sapere, non gliele facciamo sapere perché non le sappiamo neanche noi, e allora l'autore le ha intelligentemente nascoste attraverso i silenzi, attraverso le cose dette all'orecchio, queste cose qui. Però, ripeto, l'ottima scrittura del testo è stata veramente la chiave, diciamo così, anche per noi di fare questa cosa. È giusto quello che diceva Giorgio, che quando un personaggio non è raccontato al 100%, diciamo, quella percentuale che noi conosciamo viene a sostituire in qualche modo il nostro impegno, viene a sostituire quello che manca, per cui sembra esaustiva. Forse non lo è, però l'importante per noi è che lo sia. Come vi siete trovati con il regista? Come avete lavorato? Giancarlo, secondo me, è un regista che è anche attore e quindi entro certi limiti lascia anche fare, ha una specie di
si mette un po' nei panni anche dell'attore quando fa la regia, per cui non mette troppi paletti, non è troppo coercitivo, insomma, e questo di solito funziona, dipende anche da che attori ci sono. Lui si è affidato, insomma, no? Cioè, Si è fidato. Molto disciplinati. e si è affidato e quindi Anche durante le prove evidentemente si è confermato che valeva la pena di fidarsi. Però com'è andata quando vi hanno fatto questa proposta? Com'è andata? Non avete avuto all'inizio un po' di mamma mia, lo facciamo, non lo facciamo? devo fare, ti dico la verità. Poi invece c'è stata la prima produzione, poi nel tempo è cambiata, mi ha un po' pressato per un po' di tempo. In realtà ha funzionato anche il fatto che l'altro personaggio lo faceva Giorgio, perché non abbiamo mai recitato insieme noi due, solo questa è la prima e mi auguro non unica volta, non dico ultima, ma non unica. E quindi poi questo in qualche modo ha influito. E nella sostanza io credo che sia stato anche questo un motivo per cui lo spettacolo funziona, perché c'è questa novità dell'incontro, che certo è la novità l'anno scorso, cioè adesso non è più una novità, però ha conservato quelle stimmate, diciamo così, della novità e che rende il tutto più autentico, più vero. Giorgio, quando te l'hanno proposto? Un po' di timore? Timore ma anche molto interesse, anche per me valeva l'argomento simmetrico che ha già accennato Mariano, che cioè mi faceva molto piacere lavorare con lui, che non era mai successo. Io poi ho cominciato col teatro ma sono stato lungamente assente, quindi questo tandem con un attore così invece presente sulla scena teatrale da decenni e con una continuità che veramente da premio alla carriera mi interessava molto. Da una certa garanzia. Certo. Pensavo all'inizio però di fare Bergoglio, cioè stranamente mi ero fissato che la proposta contenesse anche questo, cioè facciamo i due papi. Volevamo cambiare il personaggio, sì, è L'avete vero. proposto? L'abbiamo proposto, ma c'è stato detto una cosa che ha chiuso l'argomento, che il detentore, diciamo così, dei diritti di rappresentazione di questo testo aveva come clausola che l'attore che avrebbe interpretato Bergoglio doveva necessariamente essere più alto, un po' più alto dell'attore che faceva Ratzinger. Poi quando abbiamo visto nella vita i due è così. In effetti era così. E quindi no, avete ceduto. Certo, io ho ceduto subito. Uno spettacolo che si poggia su un testo eccezionale di grande forza, che sa scandagliare l'animo umano con lo stile della commedia, un'operazione al servizio di due grandi interpreti italiani provenienti da percorsi diversi, eppure perfettamente adatti ad una sfida del genere, un tentativo di regia contemporanea di gusto internazionale con un occhio al pubblico, traduzione del testo di Edoardo Erba, impianto scenico di Alessandro Chiti e regia di Giancarlo Nicoletti. C'è una scena più difficile che vi preoccupa o che vi ha preoccupato magari all'inizio delle rappresentazioni? Beh, a ciascuno ha interpretato la scena, diciamo, centrale del racconto di ciascuno, come ad esempio a me ha preoccupato particolarmente il momento in cui Bergoglio si confessa il suo vero problema di crisi, e altrettanto credo di poter pensare è stato, ciascuno ha avuto i suoi momenti personali. Per te la scena più difficile? Per me per diverso tempo, non adesso, ma per diverso tempo la scena più difficile è stata proprio la prima. Perché è più difficile per un attore entrare? Un po' quello, cioè all'inizio ti devi scaldare. Quella di un fatto tecnico. Un fatto emotivo. Interpretativo invece andiamo nell'altra Le cose difficili vengono dopo, le cose veramente difficili vengono dopo, quelle molto cariche emotivamente. Però ecco, la prima scena aveva un che di difficile perché il personaggio si presenta in una maniera già molto sorprendente. Dice, uno si aspetta di vedere un papa, invece uno è in clergyman che si nasconde perché va a trovare la sua amica di sempre, c'ha il problema di non farsi vedere, entra con questo cappelletto,
poi parla del pastore tedesco, cioè no, del commissario Rex. Fa i capricci perché non gli funziona la televisione, insomma sembra un po' una presa in giro, c'è questo rischio di sembrare troppo leggero, no? Questo mi ha sempre un po' preoccupato all'inizio, poi ho visto che invece funziona, fa parte di quel privato inventato che il pubblico ha molto piacere invece di scoprire e che poi è anche molto circostanziato, nel senso che pare che sia vero che a Ratzinger piacesse molto seguire le avventure del commissario Rex. In un'altra scena bevo la Fanta e dico che mi piace molto e anche quello è vero, cioè proprio documentato, e fa parte anche questo di un'abilità della scrittura, cioè di costellare la scrittura immaginata di tante cose anche piccole, anche futili, che però sono vere. Uno direbbe, vabbè, questo se l'ha inventato, invece no, proprio quello è vero. Grazie mille per essere stati con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Beh, un saluto al pubblico di Dietro le Quinte, mi auguro che questo pubblico di Dietro le Quinte questa sera sia qui in sala a vederci e che poi sia anche davanti alla televisione a sentirci e mi auguro pure che la prossima volta che si capita in questa bella cittadina, rumorosa cittadina, beh siamo sotto Natale per cui per forza forse deve essere rumorosa, però si possa di nuovo recuperare il teatro Mercadante. Mi raccomando, è un bel teatro, curatelo e fatelo funzionare. Non perché questo non sia altrettanto bello, ma Mercadante come nome per me è più importante perché anche a Napoli c'è il teatro Mercadante. Un saluto agli spettatori dietro le quinte con l'augurio che possano anche venire in teatro e stare davanti alle quinte, così ci vedono, se non questa sera in un'altra occasione che speriamo, ci auguriamo di avere, qui di tornare a Cerignola. Un saluto a tutti. Perfetto, grazie mille. E con questo è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.